Forcolin, arriviamo a questo punto ai 3 minuti. Le chiedo la cortesia di entrare nel merito della risposta. Certo. No, è vero che è giusto e sarebbe corretto, lo diciamo spesso anche in aula parlamentare con interrogazioni, mozioni, di dare la possibilità all'ente locale di pagare le giuste imprese per quelle che sono i loro crediti. Dobbiamo far conoscere ai nostri cittadini che oggi lo Stato ha un debito nei confronti della piccola e media impresa per erogazione di servizi, per infrastrutture, per sanità di 100 miliardi di euro. Quindi oggi 100 miliardi di euro sono il debito che ha lo Stato nei confronti dell'impresa per servizi già erogati, fatturati, magari già pagate le imposte, pagati tutti gli oneri previdenziali, eccetera. Quindi da una parte si predica rigore, magari con Equitalia, con accertamenti, eccetera, poi si parla di rateizzazioni sull'IMU, ma come diceva un mio collega l'altro giorno in aula, il portafoglio è sempre uno, non sono 3 i portafogli perché si pagano 3 rate, per cui non è questa la differenza, ma c'è comunque un'esigenza di intraprendere azioni forti che sono quelle di introitare per esempio le risorse che ci vengono date dalla BCE europea, non magari per fare speculazioni obbligazionarie all'interno appunto degli istituti di credito nazionali, perché questo è l'indirizzo del governo, ma con 100 e rotti miliardi di euro che sono stati introitati poco tempo fa si potevano pagare i 100 miliardi di debito che ha lo Stato nei confronti dell'impresa e oggi queste imprese avrebbero 100 miliardi di euro liberi, una boccata d'ossigeno per le nostre imprese per rimettere in piedi appunto occupazione, investimenti, quasi un altro scudo fiscale. Si erano lamentati in quel momento perché il 5% dello scudo fiscale era poco, però sono entrati 100 miliardi di euro che comunque in questo momento di difficoltà sono serviti. Oggi c'era la possibilità di far questo e non si è fatto perché si è preferito un'altra strada. Credo che il Comune, ha detto bene Massimiliano, abbia poche competenze in questo senso, però possa aiutare attraverso convenzioni mirate. Penso solo a Veneto Sviluppo, ce lo diceva Zaia la settimana scorsa, la Regione Veneto si è dotata di una delibera che ha liberato 1 miliardo e 900 milioni di euro per quanto riguarda l'accesso al credito per le nostre aziende del territorio venete, che sono ovviamente strutturate e hanno un piano di rilancio aziendale, ovviamente che non si butti fumo negli occhi a nessuno perché poi le fideiussioni, le garanzie sono date dalla Regione Veneto con soldi dei cittadini, quindi non si scherza su questo, però c'è una delibera e un'apertura sicuramente importante. Ecco, l'amministrazione comunale deve frapporsi con convenzioni, con protocolli d'intesa attraverso appunto segnalazioni delle nostre imprese in difficoltà, con piani strutturali diciamo efficienti ma soprattutto strutturati e validi per una ripresa e cercare i canali opportuni. Dicevo Veneto Sviluppo, c'è comunque anche la Cassa Depositi e Prestiti che è un istituto che ha oltre 100 miliardi di euro di denaro contante diciamo a disposizione. Su questo deve lavorare l'amministrazione perché la politica a livello comunale può far ben poco, ma a livello sovracomunale e soprattutto fare quel collante con la Regione Veneto e con lo Stato per dare soluzioni alle nostre imprese, questo si può farlo e su questo ci deve essere la buona politica, quella con la P maiuscola. Okay. Grazie. Dopo. Okay. Allora non è vero che vi volete tutti bene. No, perché prima sembrava che tutti quanti foste d'accordo, ma un po' di pepe insomma è arrivato nel corso di questa serata, quindi ci voleva qualche domanda al di fuori degli schemi che avevamo impostato. E continuiamo su questo passo, allora vediamo di tirar fuori qualcos'altro. Il campionato lei si usa dopo i 30 secondi, vuole utilizzarli adesso? Perfetto. Vedo che adesso che ha capito che ne ha soltanto 30 se li tieni buoni. 30 secondi, non 30 minuti.